Tasinato Auto, la vettura più adatta alle vostre esigenze. Vasta gamma di veicoli multimarca garantiti dalla City Car all'auto di prestigio. Tasinato offre servizi pre e post vendita con informazioni, formule di pagamento personalizzate, soluzioni assicurative e servizi tecnici. Tasinato Auto, cortesia e professionalità. In via Orlando 173 a Campalto. Tasinato Auto, non vendiamo solo auto, realizziamo i vostri sogni. Per portare a tavola la qualità e il gusto del vino, Mazzariol azienda vinicola. Nel punto vendita e degustazione di via Gobbi 146 a Favaro Veneto, la proposta di vini in bottiglia, anche di produzione propria, e quella di vini sfusi, rossi, bianchi, frizzanti. Vi aspettiamo per consigliare il vino giusto e per far vivere al vostro palato le magiche atmosfere del buon vino. Mazzariol azienda vinicola in via Gobbi 146 a Favaro Veneto. www.vinicolamazzariol.it. Cin cin al Carnevale di Campalto. Trattoria Pizzeria da Piero, ampio menù con specialità di carne e pesce, piatti della tradizione locale integrata a piatti della cucina internazionale come la paella alla valenziana. Squisite pizze anche con impasto integrato con farina di camut, piatti per celiaci e vegetariani, ampie sale per banchetti. Trattoria Pizzeria da Piero in via Triestina 62 a Favaro Veneto. Trattoria Pizzeria da Piero, il buon mangiare. Venezia Rent, buongiorno. Venezia Rent, gli specialisti del noleggio autovetture, dalla City Car alla vettura di lusso, dai veicoli a 7 posti ai pulmini per 9 persone. Noleggi anche con le formule weekend. Non importa quale sarà il vostro viaggio, Venezia Rent vi porterà ovunque. Venezia Rent è a Campalto in via Orlando 173 e a Jesolo in via Aquileia 110. Per info www.veneziarent.com. Venezia Rent, il vostro noleggio. Spiritual Green Erboristeria è salute, benessere, bellezza. Centro specializzato in prodotti di erboristeria, alimenti bio e senza glutine, cosmetica naturale, con uno staff esperto per dare il consiglio giusto. La vostra erboristeria di fiducia, Spiritual Green, vi propone una novità, l'analizzatore della composizione corporea. Vi saranno proposte soluzioni personalizzate per perdere peso, aumentare la massa muscolare, depurare l'organismo, ridurre la ritenzione idrica, ripristinare l'equilibrio acido-base e migliorare l'idratazione cellulare. Spiritual Green Erboristeria, quando vivere in armonia col proprio corpo migliora la vita di ogni giorno. Spiritual Green è a Favaro Veneto presso il centro commerciale La Piazza, a Zelarino al centro commerciale Polo e a Spresiano centro commerciale Plavis. Tornano i carri allegorici e torna il grande carnevale di Campalto, una festa piena di colori, musica e spettacolo. Un carnevale storico nato dall'idea di alcuni veraci campaltini, in primis Bepiche King e Ivano Franchin, poi Giorgio Ragazzoni, accompagnati dal lavoro di tanti volontari che avevano portato questo evento ad essere uno dei più apprezzati e conosciuti a livello regionale e nazionale. Purtroppo nel 2001 tutto finì. Questo carnevale però è sempre rimasto nel cuore dei campaltini e così dopo 18 anni si ripresenta bello e gioioso. Purtroppo è stato interrotto per motivi di cambio generazionale. Era importante perché il Cavalier Chechin era riuscito a fare una squadra di volontari eccezionale e quindi riuscivano a mantenersi, tant'è che quando il comune si è accorto che questo carnevale era importante per tutta la terraferma lo ha messo in bilancio, quindi un carnevale riconosciuto entrare in un bilancio del comune di Venezia molto importante. Il vecchio carnevale non è che sia andato in soffitta, è rimasto nei cuori. Il nuovo carnevale non viene per sostituirlo o per farsi vedere più grande, ma per continuare una tradizione qui a Campalto. Carnevale di Campalto 2019, una nuova storia. Torna quindi questa grande manifestazione grazie anche alla grande sinergia e collaborazione tra cittadini, associazioni del territorio, amministrazione comunale, municipalità di Favaro Veneto e Vela SPA. Qua i carri mascherati a Campalto era una tradizione, io mi ricordo da piccolo era una delle più belle sfilate.
Poi sono, penso 20 anni, 18 anni, se non ce l'ho più. Grazie alla nostra municipalità di Favaro, a tutta una serie di ragazzi, associazioni, di volontari che si sono messi d'impegno, il comune ci ha messo un po' di risorse e ritornano i carri a Campalto. Per noi è una bella cosa, insomma. Quindi spero che tutti i bambini e le famiglie si divertano. Sono giornate per stare insieme con loro. Direi sempre più diffuso. Io sono reduce dal volo dell'asino stamattina a Mestre, stupendo, tanta gente, e sono altrettanto felice di tornare oggi pomeriggio a Campalto per rinnovare una tradizione sentita dai nostri cittadini che mancava da 18 anni. La risposta del pubblico la vedete e adesso siamo in attesa dei carri. Sempre avanti per un carnevale più diffuso nel territorio e che venga incontro alle esigenze dei cittadini, perché la nostra soddisfazione è la soddisfazione dei cittadini. Alle 14:30 la parata di Harley Davidson. Sì, guarda, allora intanto grazie a tutti quanti, giornata fantastica in compagnia degli amici qua dell'Harley Davidson. Che sono stati quelli che hanno aperto il carnevale dopo 18 anni. E a seguire, in un bagno di folla, la sfilata dei carri allegorici. Ovunque maschere, coriandoli, stelle filanti, gioia e sorrisi. Carnevale che è stato aperto da una Ferrari. Come l'abbiamo chiusa, l'abbiamo anche aperta, perché 18 anni l'abbiamo aperta noi e chiuso ovviamente, dopo 18 anni l'abbiamo riaperta. La stessa macchina di 18 anni fa, le stesse persone, in 18 anni si è fermato, però non si è fermato nulla. Sicuramente si pensava che ci fosse parecchia gente, non ovviamente questi numeri. Questa è la dimostrazione che chi ha organizzato bene, ed è comunque un carnevale sentito, perché è uno dei pochi carnevali storici del nostro territorio e di conseguenza è bastato una scintilla per farlo partire. Ma io direi un bellissimo carnevale dappertutto, perché stiamo vivendo giornate fantastiche che io cerco di seguire tutto e devo dire che veramente è stato un weekend incredibile, dal Lido a Marghera, oggi Campalto, ma anche stamattina a Mestre e a Venezia in contemporanea. E veramente non ci facciamo mancare nulla, una città intera che ha ritrovato la gioia di stare insieme, di divertirsi, devo dire anche con molta correttezza, perché ho visto tantissima allegria ma anche molto rispetto reciproco, molta attenzione e tanti bambini felici e le famiglie. Credo questo sia l'obiettivo che il sindaco Brugnaro ha promosso, che tutti cerchiamo insieme con l'aiuto di tutti di portare avanti una città che vive queste giornate con entusiasmo sempre maggiore, e questo deve essere il carnevale. Si divertono tutti e naturalmente anche i bambini, con molte attrazioni proprio per loro: truccabimbi, animatori, baby dance. Tra un sorriso e l'altro troviamo un felice ed emozionato Simone Mestriner, delegato a Cultura e Sport della Municipalità di Favaro Veneto e coordinatore del Carnevale di Campalto. Guarda, giornata incredibile, nessuno se l'aspettava, nemmeno io sicuramente. Ambivamo ad avere 4-5 mila persone, invece le stime oggi dicono siamo quasi 20.000, da via Bagaron fino a qua quasi 20.000, per cui veramente 4 volte quello che ci aspettavamo. Un applauso ai volontari, perché veramente senza di loro e sicuramente senza le forze dell'ordine, perché polizia locale, polizia di Stato, i steward, Croce Rossa, protezione civile, guardia costiera, tutti quanti, i Ranger d'Italia, veramente grazie al loro sostegno abbiamo potuto finire il carnevale in sicurezza assolutamente, perché da 4.000 a quasi 20.000 persone non è uno scherzo. La scuola poi ha risposto molto bene con un carro di circa 140 bambini, non si era mai visto una cosa del genere, quindi veramente bravi tutti quanti. Ovviamente un ringraziamento senza ombra di dubbio all'amministrazione comunale, al sindaco Luigi Brugnaro, all'assessore Mar, assessor Boraso, Vela, Doria, Rosa Salva, il presidente di Vela e tutta l'equipe insomma che compone il comune per quanto riguarda sicurezza, uffici eccetera, che ci hanno dato molto da fare e veramente abbiamo avuto una soddisfazione sicuramente. Un ritorno, quello del carnevale campaltino, accolto con favore dai cittadini, dai commercianti e dalle attività del territorio. Benvengano iniziative del genere, perché permettono di aggregare molte persone e di far conoscere aziende come la nostra, che lavora per la bellezza e per il benessere fisico. La festa continua con concerti, spettacoli, attrazioni e musica con DJ set.
Il pubblico vive tutti i momenti di questo grande carnevale. Obbligatorio poi il passaggio allo stand gastronomico. Offriamo un po' di tutto, dalla birra, dai panini, dalle patatine. Comunque è una giornata non meravigliosa, di più. Veramente dopo 18 anni devo dire che finalmente Campalto è diventato grande di nuovo. Vanno ringraziate tutti quei cittadini che si sono messi a disposizione in modo volontario per far sì che questa tradizione riprendesse. Devo dire che ho trovato una partecipazione commovente, veramente. Bentornato Grande Carnevale di Campalto. La tua gioia e i tuoi colori li ritroveremo sicuramente nell'edizione del prossimo anno. Non ho parole, grazie a tutti quelli che sono venuti, tutti quelli che sono intervenuti e che sono venuti a vedere il carnevale. Grazie. Ci avete riempito di gioia, il prossimo anno vedremo di fare anche meglio, anche più bello.